Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di una nuova partita in Magic the Gathering Dials of Planeswalker 2013. Quest'oggi ci troviamo in compagnia di un nuovo avversario, ovvero QKDTM Now, e a quanto pare oggi utilizzeremo un mazzo diverso dal solito, ovvero il mazzo fuoco. Allora, giudicando dalle apparenze, le carte mana che disponiamo non sono soprattutto utili per quello che abbiamo. Vediamo un po' se possiamo pescare qualcosa di importante. Bene, ci conviene restare in questa situazione perché le carte che disponevamo in precedenza non erano di nostro gradimento. Allora, nell'attesa di sbloccare nuovi mazzi che appunto sono ancora bloccati, ovvero ne mancano due per completare la nostra collezione, quest'oggi ci avvicenderemo con questo fantastico mazzo fuoco, che è uno dei mazzi che riesco a usare con più facilità. Innanzitutto l'avversario si sta basando più su una evocazione immediata, il guardiano dell'anima appena animato la partita, e ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo di battaglia guadagna un punto di vita. Questo è un genere di mazzo che permetterà di aumentare la vita all'avversario in una maniera davvero spaventosa. E ha evocato addirittura il missionario solitario che dà 4 punti di vita all'avversario. A quanto pare 25 punti di vita appartengono all'avversario ed è un bel punteggio. Giudicando dalle apparenze, il primo turno giocato si ritrova già 5 punti di vita in più nei confronti di noi stessi. Allora, vediamo un po' quello che possiamo combinare. Posizioniamo un'altra bella montagna sul campo di battaglia e adesso è l'occasione di utilizzare la pioggia di braci, fa proprio a caso nostro, e infligge 1 di danno a ogni creatura e a ogni giocatore. Bene, visto che la costituzione degli avversari è notevole, alla nostra carta possiamo utilizzarla per mandare fuori uso queste carte avversarie. Allora, vediamo un po'. Una cosa davvero molto sfavorevole è che non abbiamo alcuna creatura che può fornire da difesa. Intanto il medaglione di perlo ovviamente permette di effettuare una sorta di sconto alle magie avversarie. Ok, ovviamente un'altra carta montagna che non ci è utile per adesso, però possiamo dare un'occhiata allo squarciafiamma. Permetterà di infliggere 3 danni a ogni creatura senza volare e a ogni giocatore. Le creature a cui sia stato inflitto danni in questo modo non possono essere rigenerate in questo turno. Ok, 3 carte in mano all'avversario, 4 noi. Speriamo, 4 adesso ovviamente, speriamo che non abbia alcun mostro perché siamo davvero fritti. Benissimo, a quanto pare la fortuna per adesso sta andando dalla nostra parte. Possiamo attendere un bel mostriciattolo. E a quanto pare ancora il grimorio dice no. Ecco un'altra carta strego istantanea che a quanto pare adesso non ci serve. La furia di Chandra permette di infliggere 4 danni a un giocatore bersaglio e 1 a ogni creatura controllata da egli stesso. Quindi dobbiamo beccare una bella creatura, perché senza creature non ci possiamo difendere. Ovviamente l'avversario sarà il primo a pescarla, o almeno mi immagino. Intanto ecco un bel cagnolino, un bel bulldog qua. Collare del basilisco. La creatura è equipaggiata al legame vitale e tocco letale. Il legame vitale permette di aggiungere tali punti vita a quanto ammonta l'attacco, e il tocco letale permette di distruggere qualsiasi creatura che ha patteggiato in un combattimento con quella, con quella creatura stessa. Allora, a quanto pare ancora niente creature, dannazione. Comunque, approfittando di questo lasso di tempo, ragazzi, voglio dirvi che se avete intenzione di effettuare qualche partita in mia compagnia, potete inviarmi un messaggio in posta privata con il vostro nome di Steam, così io vi aggiungerò, oppure non so, di League of Legends e così via, vi aggiungerò e giocheremo qualche partita insieme, in modo tale da non commentare in maniera molto accentuata per quanto riguarda questo fatto sotto appunto il video stesso. Quindi magari un bel messaggio privato, io capisco appunto cosa fare. Ecco l'avversario che a quanto pare evoca il compagno di Ajani. Mi sembra un po', ragazzi, vi ricordate a Skyrim c'erano quei licantropi, anzi no, quel lucertolone con quella facciona? Sembra uno di quelli. Ogni qualvolta guadagni punti vita puoi mettere un segnalino +1/+1 sul compagno Ajani. Il compagno Ajani, ragazzi, è un po' rompiscatole. Quando uno di noi ha successo, l'intero branco ha successo. Dobbiamo eliminarlo nella maniera più rapida possibile, e possiamo farlo, vediamo un po' come. Con la fiamma ustionante infligge 1 di danno a un giocatore bersaglio e 1 a una creatura controllata da quel giocatore. Bene, questo non può essere utile, bensì possiamo utilizzare lo squarciafiamme. Infligge 3 danni a ogni creatura senza volare e a ogni giocatore. Bene, in modo tale da metterlo al tappeto. Squarciafiamma, tocca a te. Vediamo un po' di mettere fuori uso questo ragazzone. Ovviamente lasciamo perdere l'artefatto bersaglio. Siamo riusciti a ridurre a 21 i punti avversari, che è la cosa più importante da fare in questi mazzi un po' rigenera vita. Allora, l'elementale del fuoco è la prima creatura che abbiamo pescato. Infatti
un notevole attacco e una notevole costituzione può essere utile soprattutto nei successivi turni. L'ascendente della terra è stata appena serra, scusate, legame vitale, fin tanto che hai 30 punti vita, l'ascendente prende 5 più 5 e ha a volare. Meno male che adesso l'avversario non ha questa possibilità. Però possiamo evocare una bella montagna e adesso la furia di Chandra può essere utile fare al caso nostro. Infligge 4 danni a un giocatore bersaglio e 1 di danno a ogni creatura controllata. Benissimo, vediamo un po'. Bene, abbiamo appena adesso utilizzato la nostra furia di Chandra, abbiamo mandato al cimitero queste 2 creature avversarie che a quanto pare stavano dando davvero molto fastidio, infliggendo 4 punti di danno al giocatore e 1 di danno a ogni creatura che controllava. Un'altra montagna a far aumentare la nostra catena montuosa. Possiamo però adesso iniziare a dare un po' di fastidio all'avversario finalmente con una bella creatura che abbiamo appena adesso pescato, ovvero l'elementale del fuoco. Non ha un vero e proprio effetto, quello che rimane di lui è una bella descrizione, cammina sui piedi di carbone e colpisce con la forza di un vulcano, proprio quello che fa per noi. Vediamo un po' cosa farà adesso l'avversario. Se siamo fortunati non posizionerà alcuna creatura, però io credo ragazzi che ha qualcosa nascosto nella manica. Vediamo un po', un bel lasso, un bel jack di picche. Che cos'ha in questa manica? Fammi vedere. Avanti amico mio, non abbiamo tempo da perdere, ragiona velocemente. Però fighissimo, ecco l'asso nella manica. Che cos'è? Faro dell'immortalità, non mi piace. Vediamo che cosa fa. Ovviamente, madonna mia, ha aumentato notevolmente i punti avversari. Voglio notare che cos'è questo faro, soprattutto per farvelo vedere. Vediamo un po', addirittura non si trova neanche nel cimitero, un'istantanea molto particolare. Però possiamo ridurre questo vantaggio avversario in una maniera molto semplice. Con il nostro vulcano vivente possiamo sputare fuori una bella eruzione e fargliela cadere tutta addosso. Vediamo un po' se possiamo farlo. Benissimo. Ok, 31 punti avversari. A quanto pare abbiamo un ottimo repertorio difensivo per quanto riguarda le nostre istantanee. Possono renderci immuni a tutte le creature che dispongono di 1 di costituzione. Vediamo un po', questa creatura creerà un po' di problemi. Vediamo un po', Arconte della redenzione, volare, addirittura 3 di attacco e 4 di costituzione. Questo può essere un problema. Vediamo un po'. Sta scegliendo qualcosa, vediamo. Ovviamente sta per essere equipaggiato col collare del basilisco. Legame vitale. Speriamo che non può attaccare immediatamente. Benissimo. Adesso lo faremo immediatamente fuori con il nostro segno di Chandra. Benissimo. Blocchiamo il timer. Il segno di Chandra infligge 4 danni a una creatura bersaglio e 2 al controllore. Bene, 4 danni. Vediamo un po' se l'avversario ha qualche altro asso nel taschino. A quanto pare no. Siamo liberi di agire. Attacchiamo col nostro vulcano vivente e infliggiamo altri 5 punti di danno, ragazzi. Bene, ogni tanto mi piace effettuare qualche partita in Magic con questo mazzo perché, come ho detto prima, è uno dei mazzi che, a mio parere, più versatili del gioco, perché permette di offrire un'ottima difesa con queste istantanee che permettono appunto di eliminare qualsiasi, anzi in linea di massima una buona parte delle creature, e queste appunto come creature che possono infliggere davvero molti danni, e quindi possono venire fuori delle partite molto divertenti, soprattutto da giocare ma anche da vedere. Allora, ecco l'avversario che... Ops, vediamo un po' che cos'è questa carta con delle scintille. Inno del maresciallo. Multipotenziamento. Le creature che controlli prendono +1/+1. Quando l'inno del maresciallo entra nel campo di battaglia, rimetti sul campo di battaglia fino a X carte creatura bersaglio dal tuo cimitero, dove X è il numero di volte che l'inno del maresciallo è stato potenziato. Oddio ragazzi, ha evocato non so che cosa sul campo di battaglia e adesso è davvero molto dura. Ha appena evocato 2 carte che sono molto ma molto particolari. L'ascendente intanto di serra, visto che l'avversario ha quei 31 punti vita, è molto difficile da distruggere per adesso, quindi io direi di eliminare innanzitutto quei 31 punti vita in una maniera molto ma molto particolare. Possiamo infliggere intanto, fatemi pensare, un punto di danno a un giocatore bersaglio e uno controllato da quella creatura. No, io direi che la furia di Chandra fa al caso nostro, perché dobbiamo innanzitutto ridurre di 2 punti la potenza avversaria. Benissimo, adesso come potete ben vedere abbiamo la possibilità di utilizzare la fiamma ustionante, che permette quindi di infliggere un punto di danno a un giocatore bersaglio e 1 di danno a una creatura. Benissimo, la creatura, questa che ci sta dando molto fastidio, mandarla al cimitero e ridurre ovviamente il vantaggio dell'avversario, e siamo addirittura in grado di attaccare, perché non posso restare con le mani in mano, altrimenti l'avversario potrebbe addirittura bloccarmi o attaccarmi nel turno successivo. Vediamo un po' che cosa intende fare, se ha intenzione di mandare al cimitero il nostro mostro oppure no. A quanto pare
preferisce assorbire questi bei 5 punti di danno. Comunque vi ricordo ragazzi che l'avversario, se non avesse avuto tutte queste magie di rigenerazione, sarebbe arrivato a un punteggio spaventoso e ovviamente avremmo già vinto con tutti questi attacchi che abbiamo inflitto. Abbiamo attaccato 3 volte per un totale di 15 danni. Vediamo un po'. Che cos'è questa carta che appena adesso evocato? Stiamo finendo le nostre munizioni ragazzi, la riserva è davvero molto piccola. Vediamo che cos'è questa luce. Oddio. 9-10? È diventato un essere davvero spaventoso. Come fanno ad assorbire tutti questi punti davvero in una maniera così rapida? Che cosa è successo? Proprio neanche me ne sono reso conto. Con una semplice carta è possibile potenziare una creatura così velocemente. Che cos'è questa carta? Gonfio di coraggio. Le creature che controlli prendono +2/+2 fino alla fine del turno. Rinforzare X. Wow ragazzi, una creatura davvero molto notevole. E a quanto pare non siamo neanche in grado di bloccarla. L'unica cosa che possiamo fare è utilizzare la furia di Chandra, che infligge 4 danni al giocatore bersaglio e 1 alle creature che controlla. Addirittura non siamo neanche in grado di bloccarla, perché come potete ben notare non possiamo, perché il nostro mostro mica detiene delle ali. Posizioniamo anche il nostro medaglione di rubino, però a quanto pare l'unica cosa che possiamo fare è infliggere tutti i punti di danno che possiamo nella maniera più semplice. Bene, vediamo un po' se l'avversario avrà qualcosa da fare. Ovviamente non intenderà bloccarci perché siamo riusciti a ridurlo a 12 punti di danno, di punti vita, scusate. Ecco quindi che l'avversario con questo gargoyle qui, mamma mia, e ovviamente anche un'altra creatura, mette fine alla nostra esistenza con un attacco concreto, preciso, che andrà a distruggere immediatamente le nostre difese, le nostre ultime difese. Comunque una partita abbastanza carina ragazzi, siamo riusciti a venire a conoscenza di questo mazzo che a quanto pare è molto ma molto particolare, un mazzo che non mi dispiacerebbe usare, probabilmente nelle prossime partite lo utilizzerò. Siamo stati sconfitti, però una bella partita che mi ha fatto conoscere davvero molte strategie di gioco che possono essere adottate, soprattutto nelle prossime partite. Credo che l'avversario abbia utilizzato o le antiche terre selvagge o addirittura il mazzo, come possiamo dire, vediamo un po', o il custodi della pace, però non credo. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, nonostante la sconfitta. Comunque vi ricordo di lasciare un commento per quanto riguarda il video stesso e addirittura anche un voto se vi fa piacere. Ciao a tutti ragazzi!